Buonasera, buonasera. Sulle note di un famoso valzer, l'anteprima di quello che vedremo nella puntata di questa sera. Una cima molto nota agli escursionisti friulani, una cima che anche noi abbiamo frequentato e raggiunto in tutte le stagioni, in tutte le ore del giorno. È la montagna che si sceglie quando si ha poco tempo, spesso poco tempo a disposizione. È un luogo comunque che in ogni periodo dell'anno, sia con la neve che con il sole, regala momenti di serenità, tanto che c'è anche chi la raggiunge il primo giorno dell'anno, così come augurio per la stagione che verrà. Stiamo parlando del piccolo grande Monte Quarnang. Ecco, allora andiamo a conoscere più da vicino questa montagna che si trova proprio all'inizio delle Prealpi, primo monte di un certo rilievo che si incontra dalla pianura. Adesso andiamo a dargli un'occhiata anche con l'aiuto delle immagini, anche per chi sale con l'automobile lungo la statale Pontebana verso nord, è proprio il primo rilievo che si incontra all'altezza più o meno di Gemona e di Montenars. Ed è proprio infatti da queste due cittadine che partono numerosi itinerari per la salita in cima. È una montagna infatti che si lascia percorrere con sentieri di difficoltà escursionistica sia da sud che da ovest, da Gemona, e anche da nord, quindi da Gemona raggiungendo la Forcella Foredor che divide il Quarnang dal Chiampon. La forma del monte, giusto per riconoscerlo meglio anche dall'automobile mentre si percorre la pianura, è una forma così vaga, forma di semicerchio, e spesso nelle giornate nitide si nota anche in cima la chiesetta del Redentore, che è il punto di arrivo tipico, insomma, il carattere di riconoscimento particolare di questa vetta. Il binomio Quarnang-Gemona è decisamente un binomio legato, e allora oggi siamo andati a intervistare il CAI di Gemona nella persona del suo presidente, Daniele Bertossi. Vediamo allora la prima parte dell'intervista. E allora per questa puntata dedicata interamente al Monte Quarnang siamo venuti a incontrare il CAI di Gemona nella persona del suo presidente Daniele Bertossi. Buonasera Daniele. Buonasera Ivo, buonasera a tutti. Allora, intanto cominciamo a dire che il CAI di Gemona compie 90 anni quest'anno. Quest'anno il CAI di Gemona compie 90 anni, però cerchiamo di mantenere lo slogan 90 anni e non dimostrarli. Infatti stiamo cercando di radunare tutte le nostre forze per poter portare avanti un programma che possa essere il più variegato possibile e il più eterogeneo possibile, partendo dai ragazzi per arrivare a tutte le persone che hanno vissuto la nostra sezione negli anni passati. Ecco, poi magari ci racconterai qualcosa dei programmi. Naturalmente dico bene se dico, insomma, che il Quarnang assieme al Chiampon sono le due montagne di Gemona, dei gemonesi. Sicuramente sì, il Quarnang e il Chiampon sono le due montagne dei gemonesi, proprio a partire dai secoli passati, quando i gemonesi vivevano di Quarnang e di Chiampon proprio per il sostentamento, per la vita, partendo proprio dal comunissimo fieno, diciamo, ecco. E adesso è la montagna dove la gente va sì per divertirsi, per ammirare meravigliosi panorami, ma anche per allenarsi, piuttosto che ultimamente anche per fare dei trail, delle corse. Perciò si sta vivendo la nostra montagna nel modo più naturale ed eterogeneo possibile, per poter dare importanza a quello che poi è Sportland, Gemona città dello sport, sì, e del benestare cosiddetto, che è diventato Sportland, e noi ci siamo accodati proprio perché crediamo nell'opportunità delle camminate sulle nostre montagne e soprattutto nel valorizzare in questo caso il nostro Quarnang e il nostro Chiampon. Ecco, il tuo rapporto col Quarnang in particolare? È una montagna per tutte le stagioni? Sì, ho un rapporto particolare col Quarnang perché è la montagna dove io vivo me stesso nella maniera più giornaliera possibile, perché è la montagna di fuori porta, la montagna di casa, e si può viverla
d'estate come d'inverno, assaporando il profumo, il colore dei fiori, fino ad assaporare i colori dei meravigliosi tramonti che si possono vedere durante i tramonti invernali. Nonostante quello possiamo anche godere delle albe, possiamo godere un po' di tutte quelle che possono essere le stagioni e quello che possono offrire. Diciamo che la vicinanza, no, alla città in un certo senso favorisce l'accesso a questa montagna anche in orari magari un po' inconsueti come sono appunto quelli dell'alba e del tramonto. Indubbiamente, inoltre diciamo che con un minimo di non solo di zaino in spalle ma anche di testa in spalle è una montagna relativamente sicura, anche se la sicurezza non è mai troppa. È una delle cose che stiamo cercando di portare avanti come messaggio, è quello proprio di andare in montagna con la massima sicurezza. Il Quarnang è una montagna definita così per escursionisti e facile, però sempre con la massima sicurezza, soprattutto la sicurezza, perché la sicurezza è la gioia di poter poi vivere e raccontare quello che si è vissuto su montagne spettacolari come il Quarnang. Ecco, abbiamo visto nelle belle immagini riprese nelle varie ore della giornata la fruibilità del Quarnang nell'arco appunto temporale di tutta la giornata e anche di tutte le stagioni. Ma andiamo ancora ad approfondire la conoscenza del monte parlando ancora con il presidente Bertossi sul ricovero Pischiuti e sulle iniziative che hanno in programma per maggio. Prego l'intervista. E allora eccoci ancora a parlare del Quarnang in compagnia di Daniele Bertossi. Daniele, credo che il Quarnang sia una delle montagne dove veramente c'è la massima possibilità di salire praticamente da tutti i versanti. C'è una rete di sentieri sì. enorme. È accessibile in pratica da ogni parte, da nord, da sud, da est, da ovest, per creste, per sentieri. E al di là dei nostri sentieri CAI ci sono anche vecchie tracce proprio a livello storico, tipo le Stradis da Sogis, il Troidas Lastris, e sono tutti percorsi che comunque fanno parte della storia del Quarnang, della storia dei popoli che vivevano sotto, siano essi di Gemona piuttosto che di Montenazzo. Ecco, un altro elemento fondamentale quando si parla del Quarnang è il ricovero dedicato a Elio Pischiuti, che mi pare fosse uno dei presidenti del CAI di Gemona. Uno dei primi presidenti, una delle prime persone che hanno valorizzato la montagna del Gemonese e il fatto di aggregarsi in club come nel club alpino italiano. Elio Pischiuti, dicevamo, appunto uno dei primi presidenti. Il ricovero è stato dedicato a lui anche perché è stato uno dei primi fautori di quest'idea. Sì. Il ricovero ha 70 anni. Diciamo c'è anche questa ricorrenza, no? 90 anni del CAI di Gemona e 70 anni del ricovero e 70 anni della rifondazione dell'associazione del CAI di Osoppo. Dicevamo di Elio Pischiuti. Sì. Il ricovero è stato fatto naturalmente con tantissimo sudore da parte dei soci di allora, insomma, di 70 anni fa, ed è stato, diciamo, rimesso un po' a nuovo con la nuova copertura inaugurata 4 anni fa e che comunque dà una possibilità di ricovero? Di ricovero, ma soprattutto anche una possibilità strutturale di difesa del vecchio ricovero iniziale. Capito, sì. E, dicevamo, il ricovero è appunto un ricovero d'emergenza. Non si possono fare pernottamenti se non per emergenza, ma soprattutto attenzione ai fuochi. I fuochi non possono essere accesi in montagna, però abbiamo notato che all'esterno del ricovero ci sono proprio delle zone dove sono stati accesi dei fuochi. È una cosa che, al di là di essere sanzionabile, è molto pericolosa, certo. Proprio per il resto del... Anche perché sì, le sterpaglie vicino al ricovero sono numerose, insomma, sì, quindi bisogna fare molta... Se piove come adesso non c'è pericolo, no, però... ma d'estate naturalmente, no? Quando il clima è un po' più sì, secco. Ovviamente. Certamente. E adesso ad esempio abbiamo iniziato con le serate di maggio, che è arrivata fra la 25esima e la 30esima edizione, perché non abbiamo tenuto conto. Siamo partiti in sordina, però sta diventando una tradizione. Un appuntamento. Sì. Un bel appuntamento. Mentre vediamo sì. alcune immagini appunto della tua proiezione, raccontaci qualcosa insomma della tua fotografia, dai.
Allora, la mia fotografia, come posso descriverla? Intanto devo dire che ho iniziato ad andare in montagna proprio perché amavo la fotografia e da lì è diventato un connubio spontaneo che penso anche a te sia una cosa Abbiamo in molti questa naturale. mania, sì. Appuntamento allora con le serate di maggio e dal CAI di Gemona per oggi è tutto. Grazie, grazie. Ecco, questa era l'intervista con Daniele Bertossi. Un attimo di pubblicità, ritorniamo subito con l'escursione sul Monte Quarnà. Di nuovo in studio con Sentieri in Natura per la puntata dedicata al Monte Quarnà. Come sapete in ogni puntata dedichiamo dello spazio anche alla descrizione di un'escursione completa, iniziando come sempre dalla mappa dell'escursione per vedere un po' come si svolge questo itinerario. Oggi ho voluto ampliare un po' la mappa, vi ho inserito in blu in particolare alcuni degli itinerari che si possono fare per salire sulla vetta del Quarnà. Come vedete proprio c'è una rete particolarmente fitta di piste, di sentieri, di tracce che portano in cima. Quella da sinistra è la via lunga, abbastanza lunga, che sale da Gemona, poi man mano che ci si porta verso oriente il dislivello da fare è minore. Da Montenars la salita parte da Borgo Jouf e invece poco più in alto ancora dai roccoli di Montenars c'è la possibilità di salire diminuendo ancora il dislivello, come è possibile anche salire da dietro dalla Sella Foredor proprio per una semplice passeggiata in vetta. Quello che vogliamo mostrarvi però oggi è il tracciato indicato in rosso, cioè l'accesso dalla Val Torre, un accesso meno conosciuto, meno noto, che consente intanto di fare un bellissimo percorso circolare, come vedete, che parte dalle case di Pers, da questo piccolo borgo abbandonato dopo il terremoto, e arriva alla Sella Foredor dal versante orientale. Da qui tramite la consueta via si sale sul versante settentrionale del Quarnà fino in cima, si scende poi sul costone orientale e a questo punto invece di rientrare con i soliti percorsi verso Gemona, verso Montenars, si piega di nuovo a oriente per andare a raggiungere la chiesa di Santa Maria Maddalena, il ponte romano, il torrente Vedronza e risalire a Pers. Dislivello, vedete, sensibile, 1000 metri, poco più di 12 km per un'escursione che è decisamente un po' più lunga di quelle che vi abbiamo raccontato finora, oltre 6 ore per fare tutto l'anello completo. Un percorso molto interessante, molto ricco di cose da vedere. Allora andiamo subito a vedere le immagini dell'anello del Monte Quarnà partendo da Pers. La salita al Monte Quarnà è una classica escursione che di solito prende avvio da Gemona o da Montenars. Oggi invece ci troviamo a Pers, al termine della strada asfaltata che sale dalla Val Torre. Da questo piccolo borgo, abbandonato dopo il terremoto del 76, ha inizio il sentiero che i residenti dovevano compiere per arrivare a Gemona attraverso la Sella Foredor. Sarà quindi l'occasione per avvicinare il Monte Quarnà da un versante insolito e rientrare poi con un percorso circolare.
Il sentiero da Pers risale la parte alta del torrente Vedronza per portarsi alla Sella Foredor, dove ci troviamo ora. Questo valico è un vero e proprio crocevia di direzioni. Da qui transitano diversi sentieri, tra i quali le frequentate vie di accesso al Quarnan e al Chiampon. Il sentiero prosegue ora in direzione della panoramica Spalla, che si trova poco sopra, dove lasceremo la direzione verso la Malga Quarnan, che si raggiunge in pochi minuti, per affrontare invece l'ultima salita. La cima del Monte Quarnan è occupata da una costruzione a forma piramidale sormontata da una grande croce, visibile da ogni versante. Si tratta della chiesa del Redentore, completamente distrutta dal terremoto del 976. A seguito dell'impegno di un gran numero di volontari e degli aiuti messi a disposizione da enti pubblici e privati, la chiesa fu completamente ricostruita e inaugurata nel settembre del 1985. Da allora è ritornata a essere il tradizionale punto di arrivo e di incontro delle tante persone che in ogni mese dell'anno salgono fino qui. Abbiamo disceso gran parte del costone orientale del Monte Quarnan. Tra poco arriveremo ad un bivio. Qui il segnavia Cai piega verso il torrente Orvenco e inizia la discesa verso Montenars. Il nostro itinerario invece prende a sinistra per iniziare il lungo traverso che si concluderà presso il campanile della chiesa di Santa Maria Maddalena a Flaipano.
avete visto dalle immagini, dal campanile il sentiero ci ha portato in discesa verso il greto del torrente Vedronza, che ora attraverseremo su questo antico ponte in pietra, il cosiddetto Ponte Romano. L'escursione però non è finita. Ora ci attende l'ultima risalita per ritornare al punto di partenza. Una conclusione insolita, all'interno della boscaglia che ha ormai quasi del tutto cancellato i ripiani dei vecchi orti di Pers. Ecco, abbiamo visto il documentario che ci illustra la salita al Monte Quarnan dal versante della Val Torre. Per maggiori informazioni sulla zona www.sentierinatura.it. L'appuntamento è quindi per le prossime future puntate di Sentieri in Natura su Telefriuli. Per stasera è tutto. Un cordiale saluto da Ivo Pecile e Sandra Tubaro. Arrivederci.